Benvenuti a Televignole, al nostro spazio mangiare ben e spendere poco. Ancora parliamo dei funghi. Voi direte, ma come non gagna ancora i gay funghi? A più, ha fatto il supermercato e se non vi credete, guarda qua che brisotte, guarda qua che brisotte, che no, altri 20 kg, le brisotte. Allora, fem un buon risottino con i porcini, con le brisotte. Intanto prepari lì qualcosa, che è aglio, spicchietto, fai una tazza di brodo, che dopo la servirà, 60 grammi di burro, dopo una zigola, 2 cucchiai di olio, di oliva, del garda, 50 grammi di parmigiano grattugiato, poi un po' di pepe e mezzo chilo almeno di brise. Poi il riso, chi mi dice di torre carnaroli o l'arborio, 300 grammi, insomma, e poi sale, come sempre, ma che basta. E intanto, cos'è che devi fare? Intanto devi mettere le brise. Le bene, che non si resta sulla terra. Dopo in una padella antiaderente, tosgranda, quella che dopo magari per fare il cunello, ecco, e che mette metà del burro, metà quindi dei 60 grammi, ho detto, sì, 30 grammi, metà del burro, e fai sfrittegare. Quindi che mette dentro la zigola, ovviamente mondata, tagliata su a tocchetti fini, e da sé che tutto si passi lì senza però che c'è colore. Poi che butta dentro il riso e fai tostare per un par di minuti, si mi dice un par di minuti. Poi col mesto che butta dentro un po' di brodo che avevi fatto a parte, col dado, c'era per farlo pure, e lasci cosere a fuoco basso. Poi in un'altra padella, anche quella antiaderente, mette l'olio, venditi 2 cucciaretti, no? In spidey, che prima è schizzato, dove insomma fai rosolare anche questo, e poi che metti dentro i funghi, le brise, tagliate, nettate. Fai saltare i funghi con un fuoco un po' vivo, no? Cioè, no, smorto, cioè. E a metà della cottura dentro il sale, ma che basta, cioè, sai voi se vi piace salare, se vi piace a me, e poi il pepe, lo schizzai, no? Poi la cottura che dice 10-12 minuti, smorza il fuoco e se volete che mettete 2 cucciai rasi di selem, prezzemolo, anche quelle taglia su a tocchettini, no? Dopo finito di buttare su un po' di parmigiano e tiri via magari 2 o 3 funghetti, 2 o 3 tocchi di funghi da mettere su che fa fazione, no? E dopo è pronto, cioè se volete mi vi dico anche che vin usare, chi dice chardonnay, perché lì è corposo, morbido e con profumi eleganti ma non troppo intensi, quindi si abbina ben al risotto e funghi. E intanto ne a cercarli, e per quel che costa poco, ne a cercarli voi e trovate voi. Se ne a comprarli, ma sempre mi devo dire tutto.